tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Guardate da cosa sono praticamente coperto, da questo servizio del Guerin Sportivo che fa riferimento alla partita del 20 novembre del 1994. Questa settimana c'è il derby di Milano, Milan-Inter, così come quel 20 novembre 1994, 10ª giornata del campionato 94-95, si gioca Milan-Inter, un Milan che viene da 3 scudetti consecutivi ma che ha iniziato quella stagione un po' più in difficoltà. L'Inter non sembra attrezzatissima per lottare per lo scudetto, insomma non sembra proprio il derby più affascinante della storia. È il giorno in cui debutta nel Milan Alessandro Melli, che arriva dalla Sampdoria, che a sua volta ha ricevuto il ritorno di Ruud Gullit dal Milan dopo le liti tra Gullit e Capello. Io vi ho raccontato entrambe le storie, ve le potete andare a recuperare, sia la storia di Alessandro Melli che la storia di Gullit alla Sampdoria. Fatto sta che quel 20 novembre si gioca Milan-Inter. Adesso io vi faccio vedere bene il servizio. Che particolarità ha questa partita? Non fu un derby particolarmente affascinante ed entusiasmante neanche in campo. Ha la particolarità di essere stato la vetrina, il palcoscenico dell'unico gol di Paolo Maldini in un derby. Finisce 1-1, l'Inter va in vantaggio con Fontolan, gol bellissimo al 4° minuto, calcio d'angolo, palla al limite dell'area, sinistro fulminante sotto la traversa, Inter in vantaggio. Il Milan prova a reagire, un Milan molto sterile in quel campionato. Al 5° minuto del secondo tempo un diagonale di Maldini dentro l'area determina il pareggio, finisce 1-1. Tutti contenti, tutti scontenti, più o meno. Vi faccio vedere qui il servizio della partita, vi faccio vedere, adesso vi spiego bene anche, spero che si veda. Qui ci sono i 2 gol contraddistinti da i numeri 1 e 2, gol di Fontolan, non è che si veda granché però, e questo è il pareggio di Maldini. E qui in generale, o più in generale, c'è tutto il servizio della partita. Quella partita, come detto, è l'unico gol di Maldini in campionato con la maglia del Milan contro l'Inter. A fine campionato il Milan arriva quarto, l'Inter sesta, tutto sommato non una grande stagione. Il Milan perderà anche la finale di Coppa dei Campioni a Vienna contro l'Ajax con gol di Kluivert. E tra l'altro quel derby lì è storico anche per un altro motivo da parte interista, perché è l'ultimo derby prima della presidenza di Massimo Moratti, che proprio in quell'anno diventerà il proprietario dell'Inter al posto di Pellegrini, e vincerà tra l'altro il derby di ritorno, che finirà 3-1 in casa, tra virgolette, dell'Inter, in un campionato, vi ripeto, abbastanza anonimo per entrambe. Il Milan arriva quarto, il quarto posto all'epoca non valeva quanto invece vale oggi, ma soprattutto il Milan era una squadra abituata talmente tanto a vincere che il quarto posto sembrava quasi che avesse lottato per non retrocedere. Per l'Inter un sesto posto era deludente, oltre perché comunque allontanava i nerazzurri dal vertice, anche perché l'Inter iniziava ad accumulare anni senza vittorie del campionato. L'Inter l'anno prima aveva vinto la Coppa UEFA, ma aveva addirittura sfiorato il coinvolgimento nella lotta per la Serie B, ma soprattutto dal 1989 non vinceva il campionato. Vi faccio vedere rapidamente anche le 2 squadre nell'album delle figurine, mi faccio pure un po' di spazio. Questo è il Milan 94-95, più o meno lo stesso Milan dell'anno prima, anche se con qualche variazione, e questa è l'Inter. Certo non c'erano proprio dei nomi altisonanti, era un po' un periodo di transizione questo per i nerazzurri, poi inizieranno le spese folli di Moratti, che non porteranno, quantomeno per i primi anni, a vincere praticamente niente. Questo Milan-Inter del 20 novembre 1994, sono passati più di 30 anni, vedremo come finirà questo derby di questa settimana, di questa domenica. Il Milan ha vinto per ora, almeno quando sto girando il video, prima di questo ha vinto i 2 che ci sono stati, l'andata di campionato
e la finale della Supercoppa di Lega, della Supercoppa italiana. Staremo a vedere. Di certo è cambiato tantissimo da 30 anni e passa a questa parte, e di certo il ricordo di quella partita è a suo modo storico, sia per il gol di Maldini, sia per l'antipasto dell'arrivo di Moratti alla presidenza dei nerazzurri. Questo il derby d'andata della stagione 94-95. La prossima settimana analizzeremo un'altra partita. Io già so quale partita analizzeremo, ma non ve lo dico. Rimanete connessi con questo canale, guardate i video che vi siete persi, iscrivetevi, commentate, lasciate like, seguite anche i nostri social, il Popolo del Calcio anni 90 su Facebook e su Instagram, il Popolo del Calcio che è il blog dove ci sono tante storie del passato, approfondimenti sulle maglie, sul fantacalcio, insomma, e sulla Serie A attuale, così. Qui guardate quello che è successo 30 anni fa e lì leggete quello che sta succedendo adesso. Avanti tutta!